ci potesse essere. Altro anticipo ancora di D'Aversa su di lui Bottura, arriva il fallo, primo fallo commesso nel match. Siamo a 2,57 sul cronometro, primo cambio con la Lombardia di mister Balzano, che sembra pronto a inserire Verducci. Punizione Puglia, banda destra, fronte offensivo dei giallo-blu, in vantaggio, lo ripetiamo, per 2-1. Pallone di D'Aversa in mezzo, in spaccata arriva Servida. D'Aversa ha cercato di servire un compagno in mezzo, sempre molto ordine qui di Borselli in mezzo al campo, nella zona nevralgica. Qui ancora Borselli, la finta, prova a calciare con la punta, si chiude la Lombardia, cerca di ripartire. Faccioli fermato, danza sul pallone, un po' di confusione, si riesce a distendere la Lombardia, pallone però lungo di pochissimo verso Bottura. Era Faccioli, riaiutato ad alzarsi da Manzoli, e si può riprendere a giocare con la Puglia che guadagna un'altra rimessa laterale. D'Aversa va in avanti per Semeraro, il pallone si perde sul fondo. Allora Servida va lunghissima, attenzione a questa traiettoria beffarda con Faccioli che rimette tutto in parità. Beffato Soleti, il pareggio della Lombardia. La firma è del numero 4 Faccioli. Due a 2 allora al quarto minuto. Sta già succedendo di tutto, sta già il tabellino dei marcatori arricchendosi passo dopo passo. Cerca l'1-2 adesso qui la Puglia con sull'asse Ferrigno-Semeraro. La chiusura ancora adesso di Borselli, il pallone dentro per Semeraro, Manzoli chiude e poi non riesce a trovare compagni ancora Borselli, allora si distende il quintetto lombardo con Faccioli che di fatto toglie dalla disponibilità di Bottura questo pallone messo in mezzo dal neo entrato Verducci. Sospiro di sollievo per la Puglia che cerca allora di distendersi all'altra parte con un aggancio fantasmagorico da parte di D'Aversa, che poi da posizione impossibile, posizione defilata, stringe troppo l'angolo. Pallone terminato in fallo laterale. Lombardia allora che rimette in gioco, punteggio di parità, reazioni da una parte e dall'altra ai gol subiti. 2-2 tra Puglia e Lombardia under 15. Borselli, pallone forse che è uscito, così è, giusta la segnalazione dell'arbitro Falcone di Reggio Calabria. Chiaramente andiamo anche a ricordare che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il trofeo delle regioni avranno modo anche di approfondire le proprie. Attenzione adesso al tiro cercato da Semeraro con la Puglia ancora che ci prova in seconda battuta. Manzoli chiude, Semeraro spinge, calcio di punizione, anzi si trattava di D'Aversa. Primo fallo commesso anche dalla Puglia. Dicevamo, chi vincerà il trofeo delle regioni avrà le possibilità di ampliare le proprie conoscenze attraverso un percorso formativo STEM e una piccola rivoluzione culturale avviata dalla LND nell'ambito chiaramente gioco scuola, gioco conoscenza, gioco crescita. Chiaramente i nostri giovani sono il futuro e anche attraverso lo sport passano di queste importanti iniziative. Non passa invece questo pallone chiuso da D'Aversa che cerca subito il jolly dalla lunghissima distanza. La chiusura di Servida con la Lombardia che ci prova, mira troppo alta di Bottura dopo la sponda di Faccioli che ha rimesso con un colpo di testa il punteggio in parità. Il pivot del Cometa, squadra dove peraltro gioca il figlio di un grande del calcio a 11, di Javier Zanetti. Per il momento Puglia che non ha effettuato sostituzioni, un solo cambio invece si registra per la Lombardia con l'ingresso di Verducci già da qualche minuto. Minuti adesso che sono 6 sul cronometro. Punteggio di 2-2 al Palamazzetto di Reggio Calabria.
ultimi istanti che, diciamo, in cui sembrano le due squadre adesso provare a tirare un po' il fiato dopo l'avvio a sprombattuto con ben 4 gol, 2 per parte. Cerca di alzare la pressione ora la Lombardia, Puglia si distende bene, si va a sinistra da Semeraro che si chiude in un imbuto. L'ultimo tocco della Lombardia, si impegna Verducci a tenere in campo il gioco, porta a casa un fallo, il secondo di squadra commesso dalla Puglia, 2-1 il conto dei falli, 2 Puglia, 1 Lombardia. Il fallo è stato qui commesso da Ferrigno e allora Bottura non passa. Un bel duello davvero sulla fascia tra Bottura che attacca a sinistra e D'Aversa che attacca sulla sua banda destra. Dato anche in gol D'Aversa con un chirurgico destro che si è infilato nell'angolino. È il gol del momentaneo 1-1. Cambio di battuta, pallone in movimento. Puglia che regala il possesso quindi in questa situazione alla Lombardia, che ci prova, palla imprecisa però verso Faccioli. Tutto facile allora per Soleti, protagonista nel corso della partita quando ancora si era sull'1-0 per i lombardi. Doppio miracolo che ha tenuto i suoi in partita. Attenzione adesso al pallone filtrante da Semeraro, mobilissimo verso, attenzione adesso a questa rimessa battuta malissimo da Servida che deve chiaramente battere all'interno della propria area di rigore. Servida va da Manzoli, il capitano allarga per Verducci, ancora Manzoli, illuso l'intervento di Semeraro ma c'è la chiusura ancora di D'Aversa, ancora Manzoli che cerca ancora a destra ma è un'altra bellissima chiusura, l'ennesima già di questo avvio di gara da parte di Borselli. Fase confusa, Manzoli ora prova a prendere questo vantaggio, guadagna un calcio d'angolo se non andiamo errati. Anzi, si tratta di rimessa laterale proprio a ridosso del punto di battuta del corner. Verducci, pallone dentro, Faccioli protegge, si gira, Faccioli ancora perde l'attimo per calciare, si scarica a sinistra da Manzoli, quindi ancora Verducci, ancora dentro per Faccioli che stavolta si gira bene, esce con ottimo tempismo Soleti e Puglia che al piccolo trotto cerca allora di reimpostare e ripartire. Palla a sinistra per Semeraro che prova a giocarsi l'1 contro 1 con D'Aversa che ha Bottura che ha cambiato lato, cambio in attacco dentro Rizzo, fuori Faccioli in fila della Lombardia. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, ricordiamo il punteggio è di 2-2 tra Puglia e Lombardia. Lombardia con il completo nero che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi, Puglia in completo giallo-blu. Che attacca da destra a sinistra, Lombardia chiaramente da sinistra a destra, doppio rimpallo adesso provato e c'è il volo poi di Soleti. E per concludere, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, il punteggio è di 2-2, palla dentro, la chiusura della Puglia che ha il problema adesso di allontanare questo pallone. Sulla pressione viene perso, poi con calma cerca e trova questo lob Borselli all'indirizzo di Ferrigno, ma Lombardia che chiude, allora riparte ancora Verducci, gran finta Verducci, tira giù la saracinesca ancora una volta Soleti in uscita. C'era anche tutto solo a sinistra Bottura che ha battuto adesso questo calcio d'angolo, pallone per Rizzo, ancora Bottura, si crea lo spazio, va a calciare ancora Soleti in spaccata. Lombardia adesso che alza i giri del suo motore, si è fatta già minacciosa in un paio di occasioni e siamo già dall'altra parte con D'Aversa che cerca direttamente di girare a rete il rilancio lungo del proprio portiere di Soleti, portiere dell'Itria. Pallone dentro con la sponda di D'Aversa di Bottura che di fatto è andato a fare il pivot con l'ingresso in campo di Rizzo. Però adesso nuovo cambio, è uscito Manzoli ed eccolo qui il nuovo pivot, si tratta di Giorgio, Real Faivro, la sua squadra, la sua società. Pallone fuori, Lombardia di nuovo
in possesso, 5:41 all'intervallo, 2-2 al Palamazzetto tra Puglia e Lombardia, che adesso si stanno un po' studiando. Meglio la Lombardia in quest'ultimo frangente, che è andata in gol con Mariano e Faccioli. In mezzo le reti lampo di D'Aversa e di Borselli. Altra rimessa per quintetto Total Black della Lombardia, che adesso rischia qualcosa sulla pressione di Ferrigno. Pallone che si allarga per Rizzo, lo stop non è dei migliori, pallone che si perde sul fondo. Cambio totale ora per la Puglia, con l'ingresso in campo numero 7 c'è Renato che porta giù questo pallone, con il 4 c'è anche Clemente, con il 10 Seripierri. Se non andiamo errati, con il 5 c'è anche Maino. Deciso mister Vito Stoppa di cambiare integralmente il suo quartetto di movimento, sempre 2-2 al Palamazzetto, 5 minuti all'intervallo. Renato in avanti, Seripierri ancora da Renato, supera un raddoppio di marcatura, lo scarico a destra non è precisissimo, vedremo anche come dalla panchina i 4 di movimenti scelti da mister Stoppa entreranno con la testa su queste loro primissime battute del Trofeo delle Regioni. Intanto ora gran numero di Giorgio, ma è ancora un super Soleti a dire di no. Palla c'è, palla non c'è. Di Giorgio fa veramente spostare la gradinata del Palamazzetto con le sue finte. Palla recuperata, ma pallone che ha anche superato la linea di fondo. Con la maglia numero 6 è entrato in campo anche Lobosco, che era appunto su questo pallone. 4:20 all'intervallo, 2-2 tra Puglia e Lombardia. Puglia che adesso attacca con il tentativo di Renato Murato dalla difesa lombarda, adesso tutta a protezione della propria metà campo dietro la linea della palla. Il pallone lasciato lì per Clemente, dietro ancora per Renato, la finta a lasciare sul posto Verducci, quindi Santoro. Ancora Renato, prova a giocarsi il mismatch con Di Giorgio, gran numero in precedenza con la grandissima parata di Soleti. A conti fatti la maggior numero di occasioni portate a rete è della Lombardia, che ora parte con questo contropiede 3 contro 2 fermato in maniera provvidenziale da Seripierri, che riparte in una situazione ora di 3 contro 2 a sua volta. Il pallone messo in mezzo nella zona però di nessuno da parte di Santoro, e riparte allora ancora la Lombardia, provvidenziale ancora Seripierri, che riesce anche a controllarla, poi rischia qualcosa su questo contrasto, e ora tutto solo Renato che arma la puntata servita, si distende sulla sua sinistra. Tiro abbastanza, diciamo così, prevedibile telefonato, ma bravo comunque Renato a concludere, a finalizzare l'azione della Puglia, con Clemente che va a battere ora questa palla, ma scocca l'infrazione dei 4 secondi. 3 minuti e 10 secondi alla fine, con il cronometro che ha mangiato, ha rosicchiato qualche secondo. Attenzione chiaramente al crono, che quando il gioco è fermo deve restare fermo anche il punteggio. Attenzione adesso al pallone dato dietro a Clemente, gran numero di Clemente, che poi cerca di servire con questo destro un po' troppo potente Seripierri. Pallone già dall'altra parte con Faccioli che è rientrato sul parquet del Palamazzetto. Si va dietro da Rizzo, Lobosco, ancora Rizzo, cerca questo lob, la chiusura portata qui da Santoro, che si sgancia anche lui in contropiede. Squadre lunghe in quest'ultimo frangente, altro anticipo, pallone fuori. Puglia che rimane in zona d'attacco, altro cambio totale per mister Stoppa, che reinserisce, chiamiamolo così, il quartetto di movimento titolare. Si riprende allora a giocare Semeraro, che parte sempre a sinistra, poi prova con il destro, c'è stata la deviazione questa volta di Giorgio. Sarà calcio d'angolo per la Puglia. 2:17 alla fine del primo tempo, 2-2 il parziale tra Puglia e Lombardia. È successo tutto nei primi 4 minuti. Calcio d'angolo battuto fuori per Semeraro, l'appoggio per D'Aversa, che alza troppo la mira con questo mancino, tutto facile per Servida.
è rientrato anche Manzoli. Attenzione, forse qui con un braccio Servidei, Semeraro. Servida va lungo da Faccioli, l'anticipo di D'Aversa e allora di nuovo Semeraro, si sgancia in contropiede, Manzoli lo segue, cerca di portarlo sull'esterno, Semeraro stringe troppo con il destro, pallone sul fondo e Servida va lunghissimo ancora da Faccioli, anche lui forse con un braccio, è così ed è il secondo fallo commesso dalla Lombardia. 2-2 la situazione falli, esattamente come il punteggio. Appuntamento poi sempre tra Puglia e Lombardia per la gara delle 11:30, si giocherà sempre qui al Palamazzetto, categoria Under 17. Pallone dentro ancora, più o meno su questa situazione è arrivato il gol del 2-1 momentaneo della Puglia, con il taglio in mezzo di Borselli, cercato in questo caso da D'Aversa, probabilmente non solo per i gol segnati. Attenzione adesso allo spazio che si crea con la punta del piede, praticamente di richiamo, potremmo dire così. Servida evita a Ferrigno la gioia del gol. Pallone per Semeraro, ci mette prima la testa, poi la spalla Faccioli, poi la mette in fallo laterale. Puglia che rimane allora in attacco. 1:19 all'intervallo, 2-2 tra Puglia e Lombardia. Pallone allargato ora a sinistra da Borselli. Dicevamo Borselli e D'Aversa, probabilmente i due migliori e non solo della Puglia, non solo per i gol segnati. Faccioli adesso recupera questo pallone, si sgancia in contropiede, rientra sul destro Semeraro senza Fronzoli, allontana il pallone. Va ricordato, intanto c'è il time out richiesto dalla Lombardia, va ricordato a un minuto esatto prima dell'intervallo, diciamo, va ricordato che questa è la prima giornata del girone E, dove è anche compresa la Calabria, che però osserva in questa prima giornata il turno di riposo e affronterà la perdente di questo primo match. Qualora invece ci fosse il risultato di parità, sarà la Puglia ad affrontare i padroni di casa della Calabria. Stesso principio anche per l'Under 17, con il girone da 3 squadre, e si qualificherà alla fase successiva solo la prima in classifica, appunto, al contrario degli altri gironi che invece sono composti da 4 compagini, dove a passare saranno le prime 2. Complessivamente saranno infatti 8 le qualificate, le prime 2 dei 3 gironi da 4 e la prima dei 2 gironi da 3. Si riprende allora a giocare con Servida, che va a rimettere in gioco, ma si deve aspettare il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Quindi c'è Lobosco, Manzoli lungo, il pallone sfila, esce e la fa sua Soleti, protagonista al pari anche di Servida negli ultimi minuti, con ottimi interventi. Portiere Soleti dell'Idria, 5 rappresentanti dell'Idria in questo roster dell'Under 15, 3 invece del Capurso, 2 invece del Manfredonia, giusto per citare quelle che sono le società che giocano poi nel futsal professionale, diciamo nel futsal nazionale, le prime squadre, e che chiaramente hanno a cuore i rispettivi settori giovanili dai quali si sfornano talenti. L'anticipo adesso di Rizzo, attenzione il pallone sul volto di Ferrigno, gioco che viene interrotto, si riprenderà con un pallone probabilmente scodellato, così è, in favore della Lombardia, che riparte dalla banda mancina. Manzoli rientra sul sinistro, va da Lobosco, difficile questo tentativo di passaggio verso Rizzo. Si chiude la Puglia che riparte, 10 secondi, tutto pronto allora ormai per rientrare negli spogliatoi. Il pallone lunghissimo cercato qui da Borselli, la chiusura di Servida e si va allora all'intervallo sul punteggio parziale di Puglia 2, Lombardia 2 nella prima giornata del girone E, campionato Under 15.
Squadre allora nuovamente in campo in diretta dal Palamazzetto Trofeo delle Regioni, categoria Under 15, Puglia Lombardia che si sono congedate dalla prima frazione di gioco sul punteggio parziale di 2-2, il vantaggio iniziale di Mariano per la Lombardia, poi D'Aversa e Borselli avevano ribaltato per la Puglia e poi il pareggio di Faccioli nei primi 4 minuti di gioco, poi occasioni da una parte e dall'altra, meglio forse la Lombardia come numero di occasioni create, ma assolutamente pareggio giusto e nessuna delle due squadre che sembra al momento poter prevalere sull'altra, con la Puglia che gioca il primo possesso dei secondi 15 minuti. Sono trascorsi i primi 20, cerchiamo anche di capire come mister Stoppa e mister Balzano hanno schierato le rispettive creature. Sembrano essere gli starting five del primo tempo con questo tentativo cercato ora da Semeraro, quindi dovremmo trovarci tra i pali della Puglia Soleti e poi D'Aversa, Ferrigno, Semeraro e Borselli. Dall'altra parte invece la Lombardia risponde con Servida tra i pali, poi Bottura, Faccioli, Manzoli e Mariano. Eccolo qui D'Aversa che rientra sul sinistro, cerca di servire Ferrigno. Pallone ora lungo verso Faccioli, forse una trattenuta vista dall'arbitro, primo fallo nel corso della ripresa. Riparte allora la Puglia con il pallone cercato da D'Aversa che ha provato a metterlo in mezzo, ma il contropiede Lombardia con Bottura che serve Faccioli, scivolata provvidenziale di D'Aversa che fa una diagonale perfetta dopo 1 minuto e 15 secondi. Corso della ripresa, sempre punteggio di 2-2, esattamente come ci si è congedati dalla prima frazione. Malinteso adesso per Bottura che non trova Faccioli, pallone sul fondo che va a rimettere Soleti. Cerca dall'altra parte il compagno, altra chiusura qui, ruleta poi da parte di Faccioli che porta a casa un fallo, 1-1 subito ristabilito il conto dei falli. Semeraro mandato a terra Faccioli, due si sono subito scambiati un 5 d'intesa. Manzoli ora sul punto di battuta di questo calcio di punizione, praticamente nella zona mediana del campo. Attenzione adesso a qualche scaramuccia anche in area con Mariano che cerca di ostruire un po' la visuale a Soleti nell'interno con Ferrigno che cerca di allontanarlo e di prendere posizione sul primo palio. Manzoli il pallone verso Bottura che chiede una deviazione, così è, sarà calcio d'angolo, l'arbitro lo accontenta. Pallone fuori, il blocco di Bottura per Manzoli che deve però indietreggiare, finisce a perdere il pallone con Borselli che riparte in contropiede. Allora il tiro provato da Semeraro fa ottima guardia sul proprio palo di competenza Servida, concede quindi l'angolo. Azione che si è tramutata immediatamente da difensiva ad offensiva per la Puglia. La battuta dell'angolo va ad D'Aversa, doppio movimento, il pallone per Borrelli, il pallone che entra poi in area, c'è la chiusura, l'ultimo tocco sfortunato, si trattava di Borselli, non di Borrelli, pardon. Sfortunato poi D'Aversa perché l'ultimo tocco è il suo e allora la rimessa è stata già battuta dal fondo, anticipo di Borselli che poi prova a far correre D'Aversa sulla banda di destra, pallone che si spegne ancora sul fondo e sarà ancora una volta il rilancio lungo di Servida che trova Faccioli che resiste col corpo, poi calcia addosso a Borselli che fa buona guardia. Manzoli allora l'impostazione, si va a sinistra da Bottura, si rinnova il duello con D'Aversa, tunnel di D'Aversa, ancora Bottura, poi fa scudo col corpo, ma è ancora Puglia con il tentativo portato da Ferrigno, la deviazione di Manzoli e nuova rimessa per la Puglia, preme ora sull'acceleratore in questo avvio di ripresa, sempre 2-2, le due squadre cercano quindi il tris, il gol del vantaggio dopo si sono scatenate nei primi 4 minuti con 4 gol in sequenza. Cerca di piazzare adesso Semeraro questo pallone, la chiusura di Mariano, suo il primo gol del match.
D'Aversa sempre con il suo mancino, rientra ancora D'Aversa, va a calciare, vola Servida che smanaccia in calcio d'angolo. Se l'è costruito bene questo tiro con il sinistro D'Aversa, facilitato anche dai movimenti senza palla dei compagni. Calcio d'angolo battuto dietro da Borselli, eccolo qui ancora D'Aversa, praticamente tutti i palloni della Puglia passano dai suoi piedi. D'Aversa ancora per il tentativo non irresistibile di Semeraro. Riparte allora la Lombardia in contropiede. Ancora Semeraro va a chiudere la sua olata, lo scarico per D'Aversa che rientra ancora sul sinistro mandando di fatto al bar Bottura con la finta, ma Bottura tiene poi benissimo la posizione, ottiene l'1-2 che non si chiude però con Ferrigno. Ritmo sostenuto, 11 minuti alla fine del match, 2-2 tra Puglia e Lombardia, categoria Under 15. Alle 11:30 si replica con la categoria Under 17, stessi attori, stessi protagonisti, sempre Puglia e Lombardia, con la Calabria che in questa prima giornata a riposo affronterà la perdente di questo match, che qualora si chiudesse in parità vedrebbe la Puglia giocare anche la seconda giornata sempre qui domani alle ore 9:30 contro appunto i padroni di casa della Calabria. Puglia allora che si distende, attenzione a questa situazione di 2 contro 1, D'Aversa in mezzo per Borselli, il colpo di tacco a liberare Semeraro, Servida la legge alla perfezione e chiude ancora una volta il proprio specchio di porta. Adesso è la Puglia che sta portando il maggior numero di attacchi, meglio sicuramente nella ripresa, pallone che rimane lì, D'Aversa ci mette ancora le mani Servida, chiudendo per un nuovo calcio d'angolo. Altro cambio totale di Mister Stoppa, che ha praticamente sempre fatto così le sue sostituzioni, fuori 4 dentro 4, calcio d'angolo che andrà a battere Renato. Pallone che gira adesso per Seripierri, studia il da farsi Seripierri, lo scambio con Clemente, allarga ancora a sinistra dove c'è con la maglia numero 8 Santoro, pallone adesso che si alza, ancora Seripierri cerca con una serie di finte di andare via, ancora Puglia con la Lombardia che ricaccia l'attacco avversario, c'è il fallo portato adesso credo da Mariano, attribuito a lui, è il secondo fallo commesso dalla Lombardia, uno solo commesso nella ripresa dalla Puglia. Fuori Mariano, rientra Lobosco, cambio per la Lombardia a 9:53 dalla fine, sul parziale sempre di 2-2. Si allarga a destra ora a Santoro, vedremo se il pallone potrebbe andare dalle sue parti. Seripierri invece in area, battuto invece corto verso Renato, ancora Clemente che va da Seripierri, si sovrappone Santoro, si va a destra da Renato che avanza qualche metro, poi Clemente, ancora Renato, gira sul perimetro qui la Puglia che poi con Renato scivola su questo pallone, Bottura fa buona guardia e porta a casa una rimessa laterale, o meglio ferma in fallo laterale la Puglia che riparte ancora, possesso prolungatissimo della Puglia, pallone qui impreciso, Manzoli fa ottima guardia, quindi i Verducci sono rientrati anche loro due. Lobosco adesso cade, situazione di 2 contro 1 con il tentativo ancora vicinissimo al gol Seripierri e poi ci prova e arriva il nuovo vantaggio della Puglia con Santoro che in seconda battuta dalla seconda linea arriva e trova il tap-in vincente con il mancino al 6° minuto della ripresa. Puglia che torna in vantaggio sul 3-2, la rete di Santoro. Lo avevamo visto, lo avevamo detto, Puglia che è partita meglio in questa ripresa. Servida aveva fatto un altro miracolo su Seripierri, pallone poi che è rimasto lì e Santoro con ottimo tempismo ha trovato il tap-in vincente. Adesso attenzione a questa bella finta, riesce ad andare via Renato e poi lo scarico a sinistra dove c'è il tentativo da parte di Clemente, la blocca lì Servida che va di nuovo lungo verso Rizzo, verso Verducci
che non riesce nell'aggancio, pallone che si perde sul fondo. 8:22 alla fine, la Puglia è ritornata in vantaggio 3-2. Attenzione a questo pallone che passa ingannato forse dal liscio portato da Manzoli, o meglio dal tocco di Manzoli. Infatti sarà calcio d'angolo per la Puglia, che rimane in zona d'attacco. Pallone fuori per Serripierri che arma il sinistro, la chiusura di Manzoli che cerca di impegnarsi. E attenzione ora alla perfetta scivolata di Verducci, quindi Bottura allarga da Manzoli ancora, si va dietro da Lobosco, nuovamente Manzoli che va a portarsela sul mancino, chiude sul primo palo Soleti e concede una rimessa laterale, subito battuta, cerca di accelerare chiaramente le operazioni la Lombardia, che gira bene adesso sul perimetro. Questo possesso, ancora Manzoli e ancora Bottura. Si prosegue per vie orizzontali, 3-2, dialogo prolungato, cerca l'1 contro 1 Bottura, rischia di complicarsi qui un po' la vita, riesce a mantenere il possesso sull'attacco di Renato, quindi Manzoli cerca l'imbucata per Lobosco e poi Manzoli fa scudo con il corpo ma riesce ad andare via Renato, il pallone messo in mezzo, la chiusura di Bottura che poi sbaglia tutto, attenzione ancora, incespica poi sul pallone Santoro sul più bello. E Lombardia allora che ci riprova in contropiede, situazione di 2 contro 3, Bottura in mezzo, non ci arriva Verducci, la fa sua Soleti che ha già rimesso in moto i compagni. Serripierri, spalle alla porta, adesso punta Manzoli, arriva il raddoppio, Serripierri arriva la triplica, la terza marcatura triplicata, Serripierri in mezzo, allontana Lobosco che ripulisce l'area, pallone che non esce, si accontenta però della rimessa chiaramente Soleti e cambio ancora totale per la Puglia con Soleti che va lunghissimo, cerca la deviazione di destra Semeraro, è rientrato anche se non sbaglio anche esordio nel match per Loperfido, maglia numero 11 della Puglia. È uscito anche Bottura che va a rifiatare, ha speso davvero tanto il numero 2 della Lombardia. E ancora un rilancio lungo in zona Borselli, lo anticipa l'altro della Lombardia, vale a dire Manzoli, tesserato con il Mantova, calcio 5, calcio d'angolo battuto con Loperfido che ritorna indietro da D'Aversa, schiena all'indietro, mancino alto sopra la traversa, fuori Manzoli, dentro Faccioli. Si affida mister Balzano alle lunghe leve del suo pivot con la maglia numero 4, giocatore del Cometa. E adesso calcio d'angolo concesso dalla Puglia. Lombardia che cerca allora di riaffacciarsi in attacco a 5:49 dalla fine, cercando il gol del nuovo pareggio. Situazione di 3-2 infatti per la Puglia, che riparte dal basso con la sua costruzione sull'asse. D'Aversa Borselli. Eccolo qui Borselli che ha tantissimo spazio, la zona mediana, si ferma, torna ancora a sinistra da D'Aversa, in mezzo viene Semeraro, poi si va a destra da Loperfido e ora retropassaggio per Soleti, pallone che passa in due tempi, servita la blocca e va di nuovo lungo da Lobosco che la controlla bene, cerca poi di girarla verso Faccioli. Fa buona guardia però Semeraro, che facilita poi l'uscita del proprio portiere. Borselli ora prova a fare viaggiare sulla banda di destra Loperfido. 5 alla fine, 3-2 per la Puglia che è ripassata in vantaggio con Santoro. 2-2 infatti la prima frazione di gioco. Pallone perso adesso da D'Aversa sulla pressione di Lobosco, in qualche modo D'Aversa, poi la perde ancora anche Semeraro e il tentativo di Rizzo con il mancino termina largo rispetto allo specchio di porta difeso da Soleti, che va al suo ennesimo rilancio con le mani della partita. Palla in mezzo, non viene controllata, poi allo perfido, quindi Semeraro e Lobosco si contendono questo pallone. L'ultimo tocco del giocatore lombardo. La rimessa è per la Puglia, 4:26 alla fine della gara, cerca di prendere spazio allora D'Aversa con il pallone ritornato in mezzo, ma la chiusura di
Verducci, che si sgancia in contropiede a tutta velocità, ne fa fuori 2-3. Poi qui giusto secondo me lasciar proseguire, non sembrava in prese dirette esserci fallo, con la Puglia che avanza ancora, incespica un po' sul pallone Semeraro e poi va a rifugiarsi in fallo laterale sull'attacco di Faccioli. Quindi Rizzo a dettare i tempi della manovra della Lombardia. La chiusura di Capitan Borselli, che prende una pallonata in petto e si accascia al suolo. Serve l'intervento dello staff medico della Puglia, che ne approfitta chiaramente anche per rifiatare un po'. Si rialza subito, però davvero leader Capitan Borselli, autore del gol del momentaneo 2-1 della Puglia. Ora invece a 3,56 dalla fine siamo sul punteggio parziale di 3-2 per i giallo-blu pugliesi di mister Vito Stoppa. Rimessa laterale qui che non si concretizza, termina con un nulla di fatto, possesso nuovamente per i baby giallo-blu della Puglia. Borselli trova benissimo questo corridoio per D'Aversa, conclusione debole, poi ci prova con la destra e poi il tentativo con il destro al volo di Semeraro. Ci aveva provato di testa Ferrigno, che poi porta a casa questo fallo e dovrebbe essere il terzo della Lombardia. A 3,34 dalla fine sul parziale di 3-2 sempre per la Puglia. Così è, terzo fallo commesso dalla Lombardia, uno solo invece commesso dalla Puglia. Calabria che riposa e che affronterà la perdente di questa sfida nella seconda giornata. Direttamente a rete ha provato Semeraro, con la Lombardia che si distende allora in contropiede. Verducci se la porta sul mancino, capisce tutto D'Aversa, che poi si sgancia a sua volta nella nuova ripartenza giallo-blu. D'Aversa tiene bene questo pallone, poi Rizzo a chiudere e cerca di far ripartire i suoi con un altro recupero qui di Verducci, che va da Lobosco, il più libero di tutti di ricevere. Puglia che si è già posizionata dietro la linea della palla, gran numero adesso di Faccioli che va via, steso da D'Aversa, calcio di punizione, time out richiesto allora dalla Lombardia e vedremo se sulla lavagnetta di mister Balzano si creerà uno schema per provare a sfruttare questa situazione. Palla inattiva, 3 minuti alla fine, 3-2 Puglia. Puglia che è già rientrata sul parquet del Palamazzetto, che lo ricordiamo ancora una volta riapre proprio oggi i battenti in concomitanza della gara inaugurale, di una delle gare inaugurali del Trofeo delle Regioni, 60ª edizione. Protagonista la Calabria. Palamazzetto che riapre i battenti dopo praticamente quasi 5 anni, maggio 2019 l'ultima gara giocata qui. Punizione per la Lombardia sul punto di battuta, c'è Faccioli su il gol del momentaneo 2-2, che ha deciso di fatti la prima frazione. Lunga rincorsa di Faccioli che cerca direttamente a rete, volo plastico di Soleti che strappa gli applausi del pubblico comunque presente qui al Palamazzetto, al Pianeta Viola di Reggio Calabria. Ancora attenzione adesso a Faccioli, ci mette la testa e riparte in contropiede tutto solo da Aversa, fuori di un soffio il mancino del numero 2, a mio modestissimo parere il migliore in campo della Puglia e forse il migliore in campo dell'incontro, ma dall'altra parte c'è anche il numero 4 Faccioli che trova il compagno Bottura. Nulla posta volta Soleti che la tocca appena, ma il pallone va in rete a 2,43 dalla fine. La Lombardia ha trovato il pareggio, bacio alla telecamera per Bottura, puntualissimo sul secondo palo. Resta a terra però Soleti e si tiene anche il volto.
3-3 all'ora di Bottura, tutto da rifare per la Puglia, ma la Lombardia ha reagito veramente bene allo svantaggio. Manzoli chiude, Ferrigno gira molto bene ma gli porta via il pallone Faccioli, che sta crescendo di intensità. Ancora Faccioli, riprova ancora sull'asse con Bottura a metterlo davanti alla porta, la chiusura della Puglia, ma è ancora Lombardia. Manzoli in mezzo, diagonale perfetta qui di Ferrigno che spaccata chiude, palla ancora dentro in area per Faccioli, in a 2 addosso, il problema di girarsi ancora Faccioli protegge con le sue lunghe leve, poi però la perde con l'arrivo di Semeraro che scappa via in contropiede, fa tutto il campo da solo. Semeraro ci prova con il destro in due tempi, servita, poi attenzione adesso a Borselli che buca l'intervento, ma c'è ancora D'Aversa in scivolata che chiude su, attenzione a questo tiro provato poi da Ferrigno, pardon, ci mette le mani servita. La chiusura era stata su Faccioli che va adesso in panchina, al suo posto è entrato Di Giorgio con la maglia numero 3. D'Aversa, chiusura proprio di Di Giorgio in scivolata, 1 minuto e 40. Puglia e Lombardia, gara bellissima, gara equilibratissima. Miglior spot per il primo match dell'Under 15 non poteva esserci a mio avviso. Semeraro, D'Aversa rientra sul sinistro, apparecchia per Semeraro, il mancino è vincente in buca d'angolo, nuovo vantaggio per la Puglia che cala il poker, 4-3 giallo-blu. Semeraro allora fa 4-3 a 1 minuto e mezzo dalla fine. Puglia nuovamente avanti con il 4-3 del suo numero 9. L'assist di D'Aversa, partita bellissima del numero 2 dell'Itria, ma bravissimo anche Semeraro, anche lui dell'Itria. Pallone in mezzo adesso cercato da Di Giorgio che scivola, tutto facile per Soleti. La Puglia ha reagito ancora una volta al nuovo pareggio della Lombardia. Grande anticipo adesso di Rizzo che rientra sul mancino. Rizzo va a calciare, c'è stata la deviazione, sì, di Soleti. Calcio d'angolo, volo plastico ancora del 12 giallo-blu. Manzoli, grandissima finta ancora Manzoli, chiuso poi, il pallone anzi non esce e poi Semeraro ci prova. La chiusura a sua volta di Rizzo, l'ultimo tocco credo sia stato della Puglia. Così è proprio sotto la nostra postazione, è iniziato l'ultimo minuto, mancano 48 secondi alla fine, 4-3 Puglia con mister Stoppa che ha chiesto anche il time out. Attenzione a questo tentativo, palla impazzita dopo una triplice carambola, calcio d'angolo Lombardia, 38 secondi alla fine, 4-3 per la Puglia, gran finale da vivere tutto d'un fiato. Angolo che viene battuto per Rizzo, pallone in mezzo, forse con un braccio qui Semeraro, si distende allora D'Aversa in contropiede che lascia sul posto Manzoli e poi se la trascina fuori. La rimessa è per Bottura, 27 secondi, deve accelerare qui ora le operazioni la Lombardia. Manzoli ha tantissimo spazio, Manzoli in mezzo, Manzoli ci prova poi col tacco Bottura, non c'è deviazione, sarà time out per la Puglia a 13 secondi e 8 dalla sirena, 4-3 per i giallo-blu, con mister Stoppa adesso che potrà costruire quello che potrebbe essere l'ultimo possesso. Serve dare anche serve trovare anche calma dal punto di vista mentale, di non farsi prendere dalla frenesia di questi ultimi secondi. Sappiamo bene il calcio a 5 che sa regalare emozioni finché la sirena non suona. Rientra con gli stessi effettivi la Puglia, rientra invece Faccioli nella Lombardia che ha preso il posto di Di Giorgio. 13 secondi e 8 alla fine, 4-3 per la Puglia che va al rilancio con Soleti nella zona di Semeraro che non ci arriva. Allora tutti in the box, tutta la Lombardia che alza il proprio baricentro. Servita, va lunghissimo, il pallone rimane lì in quel modo Borselli, quindi Semeraro fa scudo col corpo, fa trascorrere secondi preziosi. D'Aversa, la rimessa per la Puglia, mezzo
Fine, finisce qui, sarà Calabria-Lombardia nella prossima giornata, arriva la sirena, trionfo Puglia nella gara di esordio della categoria Under 15, questo trofeo delle regioni. La Puglia fa festa, Lombardia sconfitta a testa altissima. Lo spettacolo è stato già garantito dalla prima mezz'ora di gioco e noi ci ritroveremo allora tra un'oretta tra poco, anzi, per la seconda gara nuovamente tra Puglia e Lombardia, questa volta categoria Under 17.